giornata degli alpini a Genova, tutto pronto per il gran finale di domani. Donna morta per antivirus, con lei in aereo c'era un veneto, scatta la sorveglianza. Rapporti tra FDI e Finco, Pietrosante se la ride, FDI fedele a Finco, finalmente. Maranza scatenati a Bassano, l'assessore alla sicurezza, attenti a dove bevete il caffè. Studentessa soccorre una coetanea in crisi epilettica, i complimenti del governatore Stefani. Siglato a Padova un protocollo di intesa per riqualificare le zone monumentali di guerra. E io chiamo Rete Veneta, strada pericolosa, a rischio caduta a San Michele, cittadini esasperati. Fanno un incidente in moto ma trovano arnesi da scasso, 2 giovani stranieri nei guai. Un giorno da pompiere, i bambini della scuola dell'infanzia visitano i vigili del fuoco. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. È tutto pronto per il gran finale della 97esima adunata degli alpini. Domani l'atteso sfilamento delle penne nere. Ma vediamo cosa sta succedendo adesso a Genova. Ci colleghiamo con il nostro inviato Lucio Zanato e alla parte tecnica Alberto Pivetta. Buonasera Lucio. Buonasera Nancy, buonasera ai telespettatori di Rete Veneta. Con Alberto Pivetta vi facciamo vedere cos'è Piazza De Ferrari qui nel cuore di Genova. Guardate quante penne nere, guardate quanta gente e soprattutto guardate quanta compostezza. E questa è la risposta a chi diceva che l'adunata sarebbe stata sottotono, che ci sarebbe stata poca partecipazione e soprattutto che ci sarebbero stati problemi con la cittadinanza. Noi continuiamo a vedere solo un grande abbraccio della città agli alpini e un grande abbraccio degli alpini alla città. Abbiamo appena seguito ed è appena terminata la celebrazione della Santa Messa che caratterizza ogni sabato pre-sfilamento della domenica. Interessante l'omelia del vescovo di Genova, Marco Tasca, tra l'altro nativo di Sant'Angelo di Piove di Sacco, quindi un veneto, che ha parlato degli alpini come un faro di luce nella solidarietà, nel servizio agli altri e nell'impegno per il prossimo. Ed è questo uno dei temi, tra l'altro ricordiamo alpini, lanterna di luce per tutta l'Italia, questo è lo slogan di questa 97esima adunata. Subito dopo noi abbiamo sentito anche il ministro Crosetto presente alla celebrazione, ha visitato prima Nave Vespucci qui in rada a Genova e poi appunto ha partecipato alla Santa Messa. Ricordiamo anche lui alpino. Lui ci ha detto che sono un esempio e continueranno a essere un esempio nonostante tutto quello che viene detto per l'Italia, un esempio di abnegazione, di servizio nel silenzio, come è successo qui quando ci sono state le calamità, quando c'è stato il ponte Morandi. Allora, velocemente, questa sera dalle 21:30 saremo in collegamento in diretta sulle reti media nord-est per raccontarvi la serata alpina. Devo dirvi, grande festa, cori, canti, fanfare, insomma lo spirito alpino qui c'è tutto. E io credo che a questo punto, dandovi appuntamento questa sera appunto alle 21:30 in diretta qui da Genova, posso restituirti la linea Nancy. Grazie a Lucio Zanato. Rete Veneta, come sempre, trasmetterà la giornata clou di domani con la diretta che inizierà, come diceva Lucio, dalle 7:30 del mattino e vi porterà dentro lo sfilamento di oltre 80.000 penne nere con le emozioni e le voci del grande evento. Anche voi potrete partecipare con i vostri messaggi da casa per esprimere il vostro affetto e il vostro saluto alle penne nere. Ora una notizia in aggiornamento, antivirus, scatta la sorveglianza attiva anche in Veneto. Un cittadino sudafricano si trova in quarantena, si tratta di una persona residente sul territorio regionale che ha viaggiato nello stesso aereo di una donna poi morta nella nave focolaio al largo delle Canarie. Invoca la massima precauzione il virologo Fabrizio Pregliasco. È tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario in quarantena a Padova. Questo sudafricano, arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. Il soggetto era fra i passeggeri dell'aereo a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo una donna poi deceduta in conseguenza di un'infezione da antivirus.
Ora invece torniamo a Bassano, non si spegne l'eco delle polemiche politiche e Gianluca Pietrosante non ci sta a rimanere con il cerino in mano dopo l'impallinamento dell'assessore Andrea Zonta da parte della maggioranza. Chi pensava che il tempo avrebbe curato le ferite del Consiglio Comunale, dove la settimana scorsa la maggioranza ha impallinato l'assessore Andrea Zonta, si sbagliava di grosso. Lo sbrego è ancora ben visibile e a riportare l'attenzione non tanto su quel che è accaduto, ma sulla situazione in generale è Gianluca Pietrosante, uscito da Fratelli d'Italia per approdare al Misto, il quale mette sulla graticola proprio i suoi ex colleghi di partito. Mi fa piacere che ora Fratelli d'Italia sia, almeno a parole, in questo momento fedele al sindaco, perché voglio ricordare che mi hanno deferito ai propri viri del partito chiedendo la mia espulsione nero su bianco, oltre che a mezzo stampa, proprio per la mia fedeltà al sindaco e alla maggioranza. Faccio un esempio, aver partecipato alla cena di maggioranza di Natale, aver votato a favore della polizia locale su un tema sollevato dal sindaco e seguito anche da sottoscritto. Pietrosante era stato indicato come uno dei fautori dell'impallinamento di Zonta proprio da Nicola Giangregorio, coordinatore del circolo meloniano bassanese. Ma lo scapigliato Gianluca non ci sta e rimanda al mittente le accuse. Prendersela con me è una lettura non solo fuorviante ma sbagliata, ecco. Non sarebbe comunque passata con la mia astensione o col voto contrario, ecco. E io la vedrei più come una dialettica politica all'interno della maggioranza che in questo specifico provvedimento ha sfiduciato il proprio assessore, ecco. Insomma, non vedrei scossoni della maggioranza, anche perché subito dopo, tengo a precisare, si è votato il bilancio. Lì la maggioranza si è dimostrata assolutamente compatta, compreso il sottoscritto. Resta il dubbio sul fatto che la maggioranza in questo momento sia a macchia di leopardo, per non dire a tempo determinato. E qualche dubbio lo solleva pure Pietrosante. La storia di questa amministrazione da 2 anni a questa parte ha dimostrato che ci sono stati diversi episodi politici e amministrativi di tensioni portate dal gruppo di Fratelli d'Italia. Il casus proprio belli è stato quello lì della polizia locale, insomma, dove voglio dire su temi sì amministrativi ma anche con una visione politica il mio vecchio partito ha votato convintamente contro, ecco. E io invece assolutamente a favore della maggioranza. Insomma, che qualcosa si stia muovendo tra le forze politiche che sostengono Nicola Finco è fuori di ogni dubbio. Resta da capire se si tratta di un mal di pancia o di un terremoto. In ogni caso è qualcosa che farà rumore. Nuova ondata di furti a Bassano. I Maranza tornano a far danni nei bar e nei locali pubblici. L'assessore alla sicurezza Campagnolo porta alla luce l'ennesimo episodio. Mi risulta che comincia a prendere un attimo piede questo meccanismo di ragazzotti muniti di monopattino che si aggirano nelle vicinanze o dentro alcuni locali pubblici nell'immediata adiacenza al centro storico. E da quello che riesco a intuire sembra scelgano delle vittime che magari si avvicinano a consumare e si ritrovano improvvisamente senza portafoglio. E questo è un indicatore. È un indicatore che ci permette di valutare questa novità del fenomeno, ma anche di avvisare, di mettere nell'avviso sia gli esercenti che i frequentatori di certi locali. E bisogna stare molto attenti, perché se comincia a farsi strada questo modus operandi, bisogna essere pronti. E quindi cosa posso dire di più? So che è successo nelle vicinanze di Bassano, del centro storico. So che il cittadino ha anche rincorso i soggetti non perdendoli di vista, e di questo mi raccomando. Non prendiamo iniziative che possano essere a nocumento, che mettano a repentaglio l'incolumità del cittadino. Sicuramente i carabinieri e la polizia vanno immediatamente informati tempestivamente. In questo caso effettivamente i carabinieri sono riusciti ad assicurare alla giustizia almeno 2 dei 3 esecutori. Perché 2 dei 3? Perché 2 erano dentro che monitoravano la cosiddetta vittima e uno faceva da palo all'esterno. Quindi
dovete sapere che c'è questa situazione che comincia a prendere piede e su cui bisogna essere anche preparati. E ora una bella storia che ci porta tra Asiago e Chioggia e ha come protagonista una studentessa di 17 anni. Stavamo andando a scuola e a un certo punto una ragazza si è iniziata a sentire male, io ho riconosciuto subito i sintomi di una crisi epilettica, allora sono uscita dai sedili, sono andata verso di lei nel corridoio del bus e l'ho messa subito in posizione di sicurezza così da essere sicuri che non si soffocasse appunto. Poi ho coordinato 2 ragazzi, una ragazza di chiamare gli educatori per farli arrivare con il farmaco e invece un ragazzo di chiamare l'ambulanza, infatti dopo poco, dopo 15 minuti è arrivata e la ragazza adesso sta bene, è a casa. L'importante appunto era quello e mi hanno ringraziato anche i medici di Asiago perché hanno detto che sono stata brava a metterla in sicurezza, infatti non ha riportato nessun trauma e sta bene. Sangue freddo e concentrazione, è così che la 17enne Matilde Armelao, studentessa Rigonistern di Asiago e figlia del sindaco di Chioggia Mauro Armelao, è riuscita a soccorrere una compagna mentre si trovavano sullo scuolabus per raggiungere l'istituto superiore. Una prontezza di riflessi che le ha permesso davvero di fare la differenza. Fondamentali anche le conoscenze acquisite durante un corso sulla sicurezza fatto in un campo scout quasi per caso, ma qui al caso non è stato lasciato proprio nulla. Ho avuto un secondo per dire ok, devo darle una mano perché sennò stava male e non ho pensato in realtà ad altro, mi sono concentrata solo su di lei, infatti non mi sono accorta quello che stava succedendo intorno, io pensavo solo a lei che stesse bene. Ho pensato solo ad aiutare una coetanea, dice la studentessa Chioggiotta, che si divide tra la scuola e gli allenamenti di pattinaggio artistico allo stadio del Ghiaccio di Asiago. Ma il suo gesto non è passato inosservato, tanto che anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si è complimentato con lei attraverso un comunicato. Questa è una storia a lieto fine che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità, scrive il governatore. Matilde rappresenta un esempio positivo per tutti i suoi coetanei, dimostra quanto sia importante la capacità di trasformare ciò che si apprende in un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. È palpabile la soddisfazione di Matilde. Sono contenta che gli sia arrivata voce così, da sapere che ci sono anche dei ragazzi bravi che fanno delle buone azioni. E io chiamo Rete Veneta, la segnalazione di un cittadino di San Michele, sentiamo. Un problema di sicurezza dove chiedevamo che venga messa una stazionata sicura in modo che non si rischi che qualcuno vada giù in macchina perché ogni volta che si fa retromarcia è un pericolo. Ma non sembra sia stata molto ascoltata. Il rischio di cadere è quotidiano in Contra San Michele a Bassano del Grappa e le lamentele dei cittadini sono sempre di più. Si tratta tra l'altro di una strada piuttosto frequentata con sentieri che vanno fino a Val Rovina. Hanno fatto una segnalazione, un intervento iniziale con questo piccolo guardarai qui che poi hanno subito bloccato l'intervento perché sembrava che non ci fossero più soldi in comune. Questa è stata la risposta alla mia richiesta. E poi sono arrivati con delle segnalazioni in plastica anche pericolose perché se uno pensa di appoggiarsi un attimo cade giù nel fiume qui, nel ruscello. È molto pericoloso. Ora non so se questa, come sempre, diventerà permanente perché mi sembra le cose funzionano così. Sono stati installati provvisoriamente alcuni delineatori stradali in plastica, una soluzione che però non convince i residenti, anche perché i paletti stessi potrebbero staccarsi da un momento all'altro. A tutto questo si aggiunge poi il problema della manutenzione. Dopo 10 chiamate, allora forse dopo un anno arriva qualcuno a tagliare l'erba, però adesso è bassa, perché quando arriva alta non si vede neanche il bordo del fiume, del torrente, qui non si vede proprio, uno rischia di cadere giù. Siglato a Padova un protocollo di intesa per riqualificare le zone monumentali di guerra tra l'Università e il Ministero della Difesa. Rientrano anche il Grappa e l'Ortigara tra le 8 zone monumentali di guerra che saranno oggetto di riqualificazione e valorizzazione nell'ambito del protocollo d'intesa, primo in Italia nel suo genere, siglato tra l'Università di Padova e il Ministero della Difesa, Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa. Si tratta di 8 luoghi della memoria che rappresentano non solo un simbolo storico architettonico, ma una viva testimonianza del sacrificio di centinaia di migliaia di giovani che hanno dato la vita per il loro paese.
paese. Presente alla firma la magnifica rettrice Daniela Mapelli e il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, il generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli. Saranno contestualmente studiati e valorizzati anche i sepolcreti militari limitrofi e nel prossimo futuro quelle strutture che custodiscono i resti immortali dei nostri caduti all'estero, tra cui El Alamein, alcuni sepolcreti in Germania connessi con la deportazione e gli internati italiani nella Seconda Guerra Mondiale e il più importante sepolcreto italiano di Bligny in Francia, legato alle vicende storiche della Grande Guerra. L'Università di Padova contribuirà con le proprie competenze nell'attività di ricognizione, monitoraggio e studio dei siti citati, sviluppando all'interno dei corsi di laurea e di dottorato attività che portino a risultati scientifici utili all'ottimale conservazione delle zone monumentali di guerra, nonché al loro restauro e allo sviluppo di nuove tecnologie per la divulgazione di informazioni per quanti vogliano avvicinarsi a questi luoghi della memoria. L'ufficio del Ministero della Difesa, al suo canto, si impegna a autorizzare e agevolare le operazioni da parte dei ricercatori dell'Ateneo, mettendo a disposizione il proprio personale tecnico per la raccolta di informazioni ai fini di studio, elaborati di tesi e attività di ricognizione e monitoraggio svolte da studenti e docenti. E adesso invece alcune notizie dal territorio. Il progetto di riqualificazione del chiostro del Museo Civico di Bassano del Grappa è stato selezionato tra i 4 finalisti di Volotea for Veneto. Fino al 10 giugno 2026 è possibile partecipare al contest votando per la sistemazione del sito bassanese. Torna Ci sto a fare fatica, progetto estivo per ragazzi e ragazze che vogliono mettersi in gioco, fare squadra e prendersi cura del proprio territorio. Martedì 12 in Villa Angaran San Giuseppe a Bassano, incontro informativo per chiarire tutti i dubbi. Iscrizioni dal 18 maggio. Rinnovati a Thiene i comitati di 4 dei 7 quartieri cittadini, mentre per gli altri 3 tutto è rinviato in autunno. I nuovi presidenti sono Mari Cazzanin per Capaiella, Gianantonio Fiocco per La Conca, Luciano Cavedon per San Vincenzo ed Emanuela Dalligna per Santo Lampertico. Domenica 24 maggio, quartiere nuovo di Rosà si trasforma in un grande spazio di incontro per tutte le età, con l'evento Caccia al tesoro e giochi di una volta. Ritrovo alle 15 nel parcheggio sud della scuola dell'infanzia Gli Aquiloni. Si terrà martedì 12 maggio nella sala consiliare di Enego il nuovo incontro dell'amministrazione comunale con la popolazione. La serata avrà inizio alle 20:30, sarà un momento di confronto, ascolto e aggiornamento aperto a tutti i cittadini. A causa delle previsioni meteorologiche avverse previste per domani, la seconda edizione del Memorial Grazie Gian dell'FC Bassano è rinviata. La manifestazione verrà recuperata nella seconda o terza domenica di settembre. Al via San Giorgio in Bosco un laboratorio gratuito di uncinetto con 3 serate dedicate presso la sala multimediale di Atomo. Appuntamento il 12, 19 e 26 maggio dalle 20:30 alle 22. Obiettivo la creazione di una borsa mare. Si terrà domani alle 11 nella sala consiliare di San Giorgio delle Pertiche la consegna del premio di poesia Fides Milani Finotti. Si tratta della 16ª edizione della manifestazione letteraria organizzata dall'Associazione Comitato Fortunato Rao. Fanno un incidente in moto e durante le operazioni di soccorso emerge il sospetto che si tratti di una banda di ladri. Erano finiti fuori strada con uno scooter, terminando la corsa contro un edificio di Rustega. I 2 giovani stranieri soccorsi e trasportati all'ospedale di Campo San Piero, nell'Alta Padovana. L'incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì. I rilievi hanno permesso agli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese di scoprire che lo scooter viaggiava su strada con una targa falsa e che nello zaino di uno dei 2 erano nascosti diversi arnesi da scasso, tra i quali un piede di porco e un flessibile. Da qui l'avvio delle indagini dei carabinieri per accertare possibili attività illecite dei 2 giovani. Nel frattempo continuano anche i controlli del territorio.
I carabinieri, la scorsa notte, si sono concentrati nei comuni di Campodarsego, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e Campo San Piero. In un locale pubblico di Campo San Martino, un giovane è stato denunciato. Aveva tentato di disfarsi di un sacchetto contenente 3 grammi di cocaina. Giornata entusiasmante per i bambini delle scuole dell'infanzia di Borgoricco e di Reschigliano di Campodarsego, che l'8 maggio hanno potuto conoscere da vicino l'attività dei Vigili del Fuoco. Un giorno da pompiere è il titolo dell'evento promosso dai Vigili del Fuoco volontari del Campo San Pierese nel distaccamento di Borgoricco, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. I bambini felici e curiosi hanno potuto conoscere da vicino le attività dei pompieri, vedere i mezzi, le attrezzature e le dotazioni, cimentandosi poi in giochi e attività. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo questa sera dalle 21:15 la diretta della Festa degli Alpini a Genova per la 97esima adunata nazionale. Poi domani mattina dalle 7:30 quella del tanto atteso sfilamento finale. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano. Grazie per averci seguito e buona serata.